Il Royale è il territorio del Friuli centrale, il cui nome deriva dalla presenza delle numerose rocce, sulle quali si stagliano le cime ineguali e gli aspri crinali delle Prealpi Giulie. Le sinuose ondulazioni dei verdeggianti colli intorno a Reana, in parte di origine morenica, che interessano anche Tricesimo e Pagnacco, ed in parte eocenica, tra Povoletto e Attimis, sono costellate da minuscole frazioni, casali, ville antiche, chiesette rurali e campi ben coltivati. L'acqua è il carattere dominante di questo territorio ed è generata dalle piogge, che alimentano non solo i torrenti Torre e Cornappo, ma anche dai numerosi ruscelli di origine morenica che compongono la sua preziosissima rete idrica. In questa area, in cui il torrente Torre costituisce lo spartiacque, diversi comuni mostrano caratteristiche ambientali simili. È il caso di Povoletto, per esempio, e delle sue borgate, ricche di numerose testimonianze storiche e religiose, che sono ben rappresentate da secolari chiesette votive e splendide ville di stampo veneto. Il paesaggio dell'area collinare dell'Oltretorre, compreso tra Povoletto e Attimis, pur fortemente compromesso e in buona parte degradato da bonifiche, capannoni, zone industriali e coltivazioni intensive, è ancora ricco di suggestione. I boschi mesofili che ammantano i versanti collinari eocenici sono costituiti principalmente da carpini, ornielli, castagni, betulle, noccioli, tigli, aceri e ontani. I resti delle zone umide e i corsi d'acqua sopravvissuti alle opere dell'uomo bagnano un ambiente talvolta integro e costituiscono un habitat di alto interesse botanico e zoologico. Questi particolari ecosistemi rappresentano un interessante intreccio di acqua e di terra, ma sono purtroppo talmente ristretti che a fatica riescono a sopravvivere in un contesto in cui la vita di piante e animali è sempre più soggetta all'influsso dinamico delle acque esterne che determinano il livello dei bacini palustri. Questa è la grande seduzione delle zone umide. Anche a Nimis, la piccola cittadina che si affaccia sul torrente Cornappo, all'ombra del Monte Bernadia, i vigneti, soprattutto quelli interessati alla produzione del celebre ramandolo, sono un elemento strettamente connesso al paesaggio, in cui il torrente Cornappo ne accentua l'incanto. Il Torre si incunea nel vicino centro abitato di Tarcento, l'antica perla del Friuli, in cui le ville in stile Liberty garantiscono un'impronta di indiscutibile signorilità che il sordo mormorio del suo cristallino torrente rende ancora più attrattiva. A 2 passi dal Royale, il paese di Attimis è la porta d'ingresso che si apre sui boscosi versanti meridionali delle Prealpi Giulie e sui numerosi castelli che dal Medioevo guardano la pianura da una serie di siti dominanti e privilegiati. Il Friuli Venezia Giulia è una terra di acque, sicuramente una delle più ricche d'Europa. I cambiamenti climatici e le offese arrecate dall'uomo hanno però innescato un processo di sofferenza e di rarefazione degli alvei in molti dei più incontaminati corsi d'acqua, che ancora oggi sono i protagonisti di una invidiabile campagna lussureggiante, ricca di flora e di fauna. L'acqua è vita, è lo scrigno, l'utero di ogni civiltà, l'energia vitale che accarezza la storia, l'identità, la geografia e l'economia di ogni cultura. Qui, nel comprensorio del Royale, le acque sono miniere naturalistiche, in cui la biodiversità è sostenuta da un ecosistema unico.
L'intenso colore verde della campagna, fino a quando le precipitazioni lo consentiranno, continuerà a scolpire le scenografie di questo ambiente che incontra la cintura collinare. Molti di questi corsi d'acqua, in assenza di piogge, non verranno più alimentati e mostreranno il loro volto peggiore, ovvero un letto asciutto e desolato, che annienta la magia dei rigogliosi paesaggi primaverili. Le lavie sono dei piccoli ruscelli che si formano oltre il labbro della prima cerchia morenica, ai quali si affiancano i numerosi agars, dei piccoli fossi che portano altre acque al piano. Questi esigui rigagnoli riversano a valle le acque eccedenti dei boschi e conferiscono all'ambiente lo splendore di una vegetazione immersa in suggestive e armoniose zone umide naturali di rilevante interesse. In questa zona la vita scorreva un tempo secondo gli usi e i costumi della cosiddetta civiltà contadina, che sono oggi sconvolti e sfigurati da una trama architettonica post-industriale e postmoderna. Assieme alle tradizionali attività rurali e artigianali, come la lavorazione del cartoccio di mais, Reana vanta la presenza di innumerevoli sculture di pietra realizzate da artisti provenienti da vari paesi del mondo. L'assetto urbanistico dei vari nuclei abitati del Royale e l'architettura dei vecchi fabbricati è tipicamente rurale. Spesso i muri di cinta e quelli delle vecchie case sono caratterizzati da un marcato uso di pietra e di sassi di generose dimensioni, che sono curiosamente arrotondati, levigati e modellati a causa dell'attività dell'antico ghiacciaio tilaventino. La conformazione fisica del territorio morenico friulano è la conseguenza degli eventi glaciali che si sono conclusi circa 10.000 anni fa. Prima di allora, dalle valli alpine scendeva un'enorme colata di ghiaccio che raggiungeva nella sua massima espansione l'area centrale compresa tra il Tagliamento ed il Torre, cioè tra gli attuali territori di San Daniele e Reana del Royale. Le ondulazioni collinose che vediamo oggi in questa zona sono appunto il risultato dell'erosione e del modellamento dei suoli, successivo al ritiro del colossale ghiacciaio tilaventino. A nord di Reana del Royale, l'abitato di Qualso Nuovo, tra dolci increspature collinari, conserva i resti della vecchia fornace Cattarossi, ora in disuso, presso la quale sorge una singolare chiesa del 1926, dedicata ai santi Giuseppe e Luigi, che mostra una evidente e originale cupola romanica. Proprio a Qualso Nuovo, due piccoli bacini artificiali formatisi dall'escavazione dell'argilla, un tempo destinata alle vicine fornaci, sono circondati da boschi mesofili e da una folta vegetazione palustre. Seppure innaturali, questi laghetti nascosti rivestono un ruolo importante nell'evoluzione della flora e nella articolazione del paesaggio. Poco oltre l'abitato di Zompitta, un'antica zona paludosa ospita la chiesetta di Sant'Agnese, risalente al 1281. Era la chiesa del villaggio medievale di Grandins, che è misteriosamente scomparso nella metà del Cinquecento. La zona paludosa di Grandins era anticamente un grande lago, nutrito dai torrenti Torre e Cornappo. In età preistorica la zona aveva favorito l'insediamento palafitticolo dell'uomo già dal 1600 a.C. Negli anni 50 del Novecento, infatti, sono stati rinvenuti in zona numerosi frammenti di utensili risalenti all'età del bronzo.
Il torrente Torre è lungo 68 km fino alla confluenza con l'Isonzo. Nasce nella zona più interna delle Prealpi Giulie, ai piedi dei Monti Musi. Rilievi rocciosi aspri e selvaggi in cui le acque di superficie sono quasi assenti. La sua sorgente è una piccola risalita d'acqua tra i massi di un lungo canalone alluvionale, sostenuta da minuscoli ruscelli che scendono dalle montagne circostanti. Dopo pochi metri dalla sorgente, il piccolo rigagnolo diventa imponente e mostra la forza e la bellezza di un'acqua pura e luminosa. L'acqua non è solamente un segno fisico profondo del paesaggio, ovvero il suo frastagliato disegno morfologico, ma è anche e soprattutto un patrimonio di inestimabile valore che nel suo fluire trasparente tocca l'identità e il destino di tutti gli esseri viventi. L'acqua, insomma, è la matita che disegna tutte le forme del territorio. Dopo una corsa di soli 6 km in alcune forre dentro a uno stretto canyon, le acque del Torre, uno dei più importanti torrenti del Friuli, giungono alla diga di Crosis, a nord di Tarcento, la prima diga in calcestruzzo eretta in Friuli. È stata realizzata da Arturo Malignani alla fine del 1800 per fornire energia elettrica allo stabilimento di Bulfons, alla tranvia Udine-Tarcento e la luce alla città di Udine. Quando la portata del fiume supera certi limiti, l'acqua viene fatta precipitare lungo una parete rocciosa con un salto di circa 38 metri. La grande e spettacolare cascata genera ai suoi piedi un meraviglioso gioco cromatico tra pozze, canali, fratture e rocce strapiombanti. Naturalmente, la cascata assume un aspetto impressionante quando il Torre si gonfia dopo abbondanti piogge e le acque in eccesso vengono imprigionate e dirottate sul precipizio al lato della diga. A Tarcento il torrente allarga il suo alveo e le acque cristalline che scendono dal Musi conferiscono alla cittadina un fascino particolare. Non distante da Tarcento, il letto ghiaioso del Torre è dominato dalla possente mole del Monte Bernardia, sul quale, a 800 metri di quota, sorge un importante forte difensivo militare realizzato nel 1910 e il celebre faro in ricordo dei caduti della Giulia. Il territorio del Roiale e dei comuni limitrofi è in parte circondato da modeste montagne boscose, che certamente non sprigionano il fascino delle vallate alpine, ma conservano comunque un importante ruolo in termini di natura e biodiversità, raggiungendo a fatica i 1000 metri di altezza. L'area del Roiale è strettamente connessa con i territori confinanti, con i quali condivide molte delle risorse naturali. Un tempo, in questi alti territori, i prati e i pascoli erano il fulcro delle attività di allevamento e di pastorizia, congiuntamente alla cura del bosco, in un paesaggio curato, in un perfetto equilibrio tra uomo e territorio. Oggi una foresta disordinata ha fagocitato quasi ogni spazio residuo, lasciando intatti diversi corsi d'acqua che nelle precipitazioni sempre più avare di questi ultimi tempi e la ricorrente siccità mostrano in taluni periodi la grazia e la bellezza della natura primordiale.
Questo territorio è privo di montagne, tuttavia il suo orizzonte è arricchito dalle prime elevazioni delle Prealpi Giulie. I versanti a mezzogiorno di questi ondulati rilievi sono punteggiati da piccoli borghi, in cui la presenza umana è oggi quasi impalpabile, così come l'antico calore della casa. A testimoniare un passato di sacrifici per la sopravvivenza e di attaccamento alla terra, resta ancora oggi in numerosi piccoli paesi una lunga serie di terrazzamenti che evocano il duro lavoro di un tempo per accudire le piccole coltivazioni di cereali, di alberi da frutta e di ortaggi. Ancora oggi il legname rappresenta una fonte di reddito non trascurabile e soprattutto un grande aiuto per molte famiglie che devono affrontare i rigori dell'inverno e i disagi prodotti dalla neve. A circa 1000 metri di quota era normale fino a pochi anni fa assistere a frequenti nevicate. A seguito dei cambiamenti climatici, la neve è un fenomeno assai raro oggi a queste quote. Le nevicate precoci diventano di anno in anno un fenomeno sempre più sporadico a causa dei cambiamenti climatici. Tuttavia, il candido mantello scintillante, che a volte imbianca boschi e paesi di bassa quota, rende il paesaggio più nordico che mai. I pochi sentieri superstiti che in passato collegavano i vari centri abitati erano, in molte aree di questa zona, l'unica via di comunicazione, che in inverno rendeva la vita ancora più complicata a coloro che dovevano percorrerli per necessità. Il paesaggio imbiancato lascia ancora spazio ai colori autunnali di molte essenze vegetali che convivono in una strana associazione in cui si riconoscono specie di pianura assieme ad alberi ed erbe di montagna, colori che all'imbrunire si accendono di magiche sfumature dorate. Un cromatismo fantastico che lentamente si confonde con la fioca luce della luna. Un importante affluente del Torre è il Cornappo. Trae le sue origini dal Gran Monte e precisamente dalla sua cima più elevata, il Monte Maggiore, di 1615 metri. Nasce da un cono detritico in comune di Taipana e da una pluralità di piccole sorgenti disseminate lungo i ripidi pendii della soprastante catena montuosa. Prima di giungere al laghetto artificiale di De Bellis, sul quale si specchiano le cime del Gran Monte, il Cornappo riceve le acque di vari affluenti, tra cui il piccolo e seminascosto Rio Valcalda. È un fresco torrente bambino che riproduce in scala ridotta il lento ma costante lavoro di scavo dell'acqua sull'immacolata pietra calcarea del torrente. Le marmitte smeraldine, i salti spumeggianti, le pozze trasparenti e il mormorio incessante di minuscole e nervose cascatelle sono l'anima di questo idilliaco e rilassante canyon in miniatura. Il Cornappo incide da millenni il nucleo calcareo dei monti Bernadia e Plaiul, infossandosi in una valle stretta e spettacolare. Il fiume torrente ha una lunghezza di soli 15 km. Il suo pittoresco e tormentato percorso tra umili montagne è ricco di importanti fenomeni carsici ed è ostacolato da enormi massi calcarei che si intersecano con conglomerati e strati marnoso-arenacei, incastonati in un lussureggiante paesaggio acquatico ricco di pesci. Questo torrente è stato anche protagonista di un misterioso fenomeno che alcuni anni fa ha suscitato molto scalpore. In un tratto del suo percorso, infatti, le sue acque sono improvvisamente e inspiegabilmente scomparse, inghiottite nelle profondità della terra. Su questo evento i geologi hanno ipotizzato varie cause, tra cui un guasto ad una condotta idrica, ma i pareri restano ancora discordanti.
A sud di Nimis, nella piana di Sant'Agnese, il Cornappo e il Torre si accoppiano e mescolano le loro acque trasparenti in un'unica strada ghiaiosa per dare avvio ad una nuova avventura. Due esistenze che si fondono attraverso un coro di spirali d'acqua, di mulinelli e di schiumose turbolenze che si accordano con i riflessi turchesi della corrente generata da questo singolare matrimonio. Dopo aver ricevuto il sostanzioso apporto idrico del Cornappo, il Torre sembra rinvigorito e agitato dentro una natura dai contorni dolci e di primitiva armonia. La tumultuosa corrente di questo tratto determina la cosiddetta pescaia, l'invaso di acqua trattenuto dallo sbarramento artificiale tra Savorgnano e Zompitta. La presenza di un fondo mobile di sabbie favorisce la provvisorietà delle forme. Isolotti, piccole paludi, canali bordati da quinte di alberi, canne e salici sono il paesaggio di questo particolare ambiente, allietato da un incessante canto di uccelli. A volte la siccità interrompe la magia dell'acqua sulla diga di Zompitta. In altre occasioni l'acqua tracima dallo sbarramento dando vita ad un irrequieto ma spettacolare gioco di correnti dentro un alveo ricco di pietre colorate. Un gioco che si fa prepotente dopo un intenso periodo di piogge. Presso lo sbarramento di Zompitta prendono avvio i 3 canali artificiali che fin dal 1100 solcano le pianure del Friuli centrale. Le antiche rogge, scavate a mano, hanno ricoperto in passato un notevole valore storico e socio-economico. Ancora oggi conferiscono all'ambiente un'inestimabile profusione in termini di biodiversità e di fresca tranquillità lungo le loro sponde. Ai primi del Novecento, la roggia che prende avvio da Zompitta è stata anche protagonista di un misterioso giallo. Poco più a sud, a Godia, viene ritrovato da 2 passanti il cadavere di uno sconosciuto. Le indagini dell'epoca sono state affidate al brigadiere Boschetti. Perdonatemi, non mi sono ancora presentato. Brigadiere Boschetti, al vostro servizio. Siete qui per la storia dell'annegato di Godia, vero? Era Epifania, il 6 gennaio del 1903 ed era un martedì, me lo ricordo ancora. Era una tarda mattinata quando la guardia campestre giunse tutta trafelata in caserma a Udine dicendoci che era stato ritrovato un cadavere nella roggia di Godia. Ed eccolo lì, il cadavere, disteso sopra un lettuccio di canne di grano turco improvvisato. Come prima cosa mi viene in mente l'insegnamento che mi aveva impartito il dottor Lombroso a Torino. Quando si trova un cadavere bisogna subito osservarlo, con attenzione. L'uomo doveva avere meno di 40 anni, era alto circa 1,70 m, poco meno, castagno, non portava le scarpe e nemmeno il cappello, cosa piuttosto strana essendo pieno inverno. Ma è la tasca del gilet a riservare la sorpresa maggiore. Infatti al suo interno il becchino estrae con estrema cura un portamonete nuovo di zecca. All'interno non c'era denaro, ma un foglietto di carta che miracolosamente si era preservato dall'acqua, con alcune parole scritte in lapis che ancora si leggevano, ed esattamente: San Martino al tagliamento, basta, Peressini e Romano. Ora, l'ipotesi più semplice era che il cadavere appartenesse a questo Romano Peressini di San Martino al tagliamento, ma che cosa ci faceva uno di là da Laghe, cadavere nella roggia di Godia? E poi cosa significava quel basta? Il cadavere era stato ritrovato riverso dentro la roggia, con la faccia ben dentro la fanghiglia tra i giunchi e la giubba che con la corrente si era rivoltata sopra la testa.
I miei superiori vogliono chiudere il caso come un suicidio, ma io non sono per nulla convinto. Insomma, voglio dire, uno non sceglie di suicidarsi in 40 cm d'acqua, perché l'istinto di conservazione è troppo forte. Alla fine ci vengono segnalati da più testimoni 2 mediatori, uno di Grions e uno di Remanzacco, e su di loro si incentrano tutti i nostri sospetti. Per secoli le rogge hanno portato non solo turgore ai campi e agli assetati centri urbani, ma anche benessere nei territori attraversati. Grazie al convogliamento forzato dell'acqua hanno consentito il movimento delle ruote idrauliche dei mulini, dei battiferro, delle segherie e di altri laboratori artigianali che hanno assicurato lo sviluppo economico e una migliore condizione di vita lungo le loro rive. L'acqua interpreta uno dei problemi più gravi per l'umanità. Di tutta l'acqua presente sul nostro pianeta, solo lo 0,5% è costituito da acqua potabile e di questa l'83% contiene plastica o altri inquinanti. In altre parole, l'acqua dolce a livello mondiale è assoggettata a una pressione antropica crescente e a una scarsità fuori controllo dovuta ai cambiamenti climatici, ovvero alla fusione dei ghiacci e alla siccità, che mettono a rischio in modo irreversibile il nostro bene più prezioso. I pochi habitat umidi che per fortuna in Friuli sono ancora sopravvissuti necessitano quindi di particolare attenzione. Fortunatamente, grazie all'amore per la natura, sta lievitando nelle nuove generazioni una sensibilità diffusa per la salvaguardia intelligente dei beni ambientali e dell'acqua, in sintonia con gli interventi dell'uomo sempre più rispettosi dell'ambiente.